バカみたい子供なのね夢を追って傷ついて嘘があたのくせに我らに笑顔をませてI love you もろくにいいもなla seconda è sempre la più bella Gabri何もひどなのにどうしてさよならは言えたのダメダメダメよダメなのよあんたが好きげ好きすぎてどれだけ強いも酒でも歪まない思い出がバカみたい。Ringraziamo Gabri per tutti i cuoricini che ci ha mandato, tutti molto inclusivi, non hai mancato nessuno, bravo Gabri. Baka mitai, honto baka ne, anta shinjiru bakari de, tsuyo ni女のフューリー切なさ夜風浴びる一人になって3年が過ぎ街並みさえも変わりましたなのにどうして未練にだけ置き去りほんまに僕は男またい揃いの指は外しますざまみろせいせいするわいい加減待っててもbaka mitai. Sì sì, c'è anche Gianmarco, questo è un duetto. Noi stiamo rifacendo di nuovo questa dopo ieri sera per un motivo, però ci sono anche altre sigle su cui facciamo figure di merda. Questa però ci casa. Tutti insieme per il finale. Dame dame ダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたいほんまにろくな男やない揃いの指は外しますざまみろせいせいするわなんなのよこの涙バカみたいAtsushima, se cazzo è aggressivo. Sì, sì, sì. Sono due parole che quando le dobbiamo dire ci gasiamo, Gabri. Non sappiamo. Io personalmente la traduzione l'ho vista mezza volta. Non ti so dire questo che cos'è. E non lo vado a cercare. Però a noi cantarlo ci gasa. Ci gasa proprio la parola.
Ho usato OBS per una cosa, prima mi sono dimenticato di attaccare il microfono. Chiedo Vania. Chiedo Vania, dicevo, te tutto bene? Azushimasu. Beh, riempie proprio la bocca, capito? Bravissimo. Zamamiro. Visto che io e Gianmarco già abbiamo notato, mi sembra che c'era pure lui ad un certo punto in quella live, noi abbiamo scoperto, mo Gabri non sappiamo il perché, veramente non lo so, uno dei video delle live che abbiamo fatto è finito nella playlist di una persona giapponese che ci ha messo sto video di Final Fantasy VII Rebirth nella sua playlist personale, pubblica su YouTube. Non sappiamo il perché, non lo sappiamo. Però è successo. Ci stiamo ancora facendo domande, ma non, a un certo punto le domande è meglio finirle. Tra quanto arriva Alistair lo voglio mandare a dormire, chissà sa. No. Non sappiamo se viene. Non sappiamo che... Noi il tuo ban che abbiamo tenuto in sospeso per 3 settimane è stato utilizzato. Il giorno venne a rompere i coglioni, mi sono ricordato che ce l'avevo. Ciao, fatto. Rapido e veloce. E lei balla. E lei balla. E balla, balla. Balla, balla che ti fa bene. No, 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 no. Oi, quello, buonasera e Ciao, buona sedia quello. da parte di Gabri. Perché, Gabri, perché se uno dice sera tu dici sedia? Qual è il nesso, Gabri, nel tuo cervellino che ti ha fatto scattare questa cosa? Perché, Gabri? Ma penso sarà seduto quello, sarà comodo, si starà godendo il tutto, seduto comodamente, anche messo sdraiato al massimo. Allora, noi il cruciverbone è lo stesso dell'altra volta, no, è un attimo, è un altro. Un inguaribile artista. Un ineguagliabile artista. Pittore olandese. Schizzo preparato. Allora, schizzo preparatorio un pochettino. Com'era pensato anche tu tra l'altro? Schizzo preparatorio adesso. Bozza. Bozza. Schizzo preparati. Bozza. Bozza. Poi, allora. Ragazzi, voi che siete esperti nel mondo, perché avere una buona sedia che è una buona sera. E quello pure c'aveva ragione, però. Va bene. Fatto che Gabri e quello vanno d'accordo. Attenzione, Prevedo palazzi in fiamme entro mezz'ora. Va bene anche così. Pittore olandese. Ragazzi, conoscete i pittori olandesi? Van Gogh. Aspetta. Rembrandt. Sì. Rembrandt Non so come si scrive, però. Dovrebbe essere proprio così. Ma non era... No, francese. ci manca un altro. No, non è lui. Rembrandt. Rembrandt. Sì. Non è DT. Perché no? 11 9 no 09. Cosplay dell'11/7. No. No. Perché non è DT? E non è DT. No, ah no, perché noi dobbiamo completare questa. Un inguaribile artista. Ineguagliabile, così. Un ineguagliabile artista. Calcolando che questa dovrebbe essere buona. Con la A. Maestro. La vera domanda è perché no? Perché ok. C'è Ok, comunque stanno dando maestro. date. Maestro? Sì. Come lo stronzone. Esattamente. Maestro. Sono fortissimo. L'espressione maestro d'arte è un titolo riservato agli artisti di incredibile talento e tecnica, divenuti molto influenti nei loro specifici campi e generi. Uno dei più prolifici maestri della pittura, Pablo Picasso, ha anche uno dei nomi completi più lunghi della storia dell'arte, ben 103 lettere.
Allora, intanto abbiamo preso dei punti intelligenza. Io sti numeri che state dando me li giocherei al Super Enalotto, non so voi. Allora, a questo punto mettiamoci con calma e tranquillità perché tra 2 giorni comunque c'è tutto il blocchettone di Storio Bros. Quindi ce lo mettiamo qua, ce lo vediamo e ce lo togliamo davanti. Allora, noi non possiamo andare... No, possiamo andare in giro. Cosa vogliamo fare? Mishima? Facciamo un rank up? Kawakami non la possiamo fare. A questo punto ci conviene portare avanti Mishima. Facciamo un rank up. Allora, male sedia o schifo sedia? Se era la sedia che avevo quando c'è stato il raid di Sabaku, quella sedia io ce l'ho ancora qua perché mi lego agli oggetti e mi dispiace già buttarla così, ma abbiamo già chiamato per farlo venire a ritirare. In quel caso non era una buona sedia, era rotta, potevo cadere 50.000 volte, ma oramai si era fatta la forma del mio culo, quindi io ci stavo molto comodo. Sì, il raid dove è apparso la persona che più ammiro al mondo e mi ha fatto una tirata d'orecchie perché non ero quadrato in telecamera. Me la ricorderò finché campo sta cosa. Io sono esattamente 2 anni e qualcosa da quando ho avuto l'onore di conoscere Michele in Giappone. Io desideravo che in qualche modo lui mi facesse un raid, ma non gliel'ho mai chiesto e mai sotto un certo punto di vista glielo chiederò. Sapere che è venuto in 2 momenti dove una volta stavo prendendo botte in una fight facendo una figura in me non indifferente. La seconda volta perché avevo la telecamera squadrata a causa della sedia e mi è arrivato il cazziatone pubblico, ragazzi, un'emozione per sempre. Ok, un baby. Bevi così. Io quando sento i suoni su questo canale ormai tremo. Tremo proprio, guarda. Ok, quello ci ha dato uno sgranchissi. Grazie, grazie ragazzi. Oh, grazie mille. Allora, granchicchiato, bevutato. Metto il visto alle vostre cose così mi ricordo che le ho fatte. A posto. Allora, dobbiamo andare dov'è Giovanni? Mishima, eccolo qua. Allora, tu sblocchi a livello 5 l'ardore che ci dà i punti esperienza. Ottimo. E sei dell'arcano della luna. Ce l'abbiamo? Ma neanche per Ernesto. Mettiamola così. Il resto lo tengo per quando arriva Francesco. Ma perché? Cioè, ragazzi, a voi davvero vi piace l'idea malsana che ho avuto di fare un comando per bloccare qualcuno? Cioè, vi piace questa cosa? È che io lo posso fare anche in altri modi, volendo, Ce l'ho, c'ho un'idea, vedete se vi piace. Volete che ve la dico? Oh, l'1-1 ce l'abbiamo. Allora, mi devo calcolare bene i punti, mi devo calcolare bene tutti. Metterò un pulsante in cui voi, in un momento di difficoltà, seppure vedete che viene qualche bot, che viene qualcosa, io vi concedo il martello del ban. Voi diventerete per le successive 48 ore dei moderatori del canale. Vi do il potere. Vi do tutto il potere, non è che vi metto l'accesso limitato. Voi avrete il potere. Lo volete? 48 ore voi siete moderatori a tutti gli effetti. Ci può stare, ci può stare. Metto un punteggio mediamente alto in modo tale che si spende il giusto e che comunque le persone per 2 giorni possono fare quello che vogliono. Naturalmente, se questo potere verrà utilizzato per bannare Francesco appena entra senza motivo apparente, il potere vi verrà tolto. Facile. Facile. Pagare per lavorare non con me. Non con me, perché con me si cerca sempre di lavorare e di fare le cose in un certo modo. Anzi, vi farò divertire ancora di più se possibile.
che soprattutto in momenti in cui potrebbero... Sorry, avevo mutato, perdonate. Ho detto il tutto comunque cercherò di farlo sempre in un modo che conviene sia a me che voi. Pure qualora dovessero arrivare un casino di persone abbasserò il prezzo e chiunque voglia tirare martellate di ban lo potrà fare gratuitamente. Questo è il grado 4. Ok. Allora, la bistecca ci piace. Ok. E su altri 3 punti. A posto. Adesso mi sentite? Tutto a posto? Tosse, vai via per piacere, basta. Quindi mo mi metto nei prossimi giorni a fare sta cosa e la metto pure sul canale. Dopo puoi lucrarci su facendo le richieste di sban. No, no, quello guarda per come funziona il canale. Può entrare veramente chiunque in questo momento, dirci i cazzi suoi, dirci tutte le cose. Non ci sono problemi. Nel momento in cui inizia a rompere le scatole, non tanto a me, perché a me di persone che appaiono una volta nella vita per rompermi i coglioni me ne fotto più di tanto, ma nel momento in cui rompi i coglioni a voi che siete seduti a guardare qualcosa, lì mi incazzo. Quindi là iniziano a volare le martellate. E non ci sono richieste di sban. Io banno raramente le persone nella mia vita, ma quando banno qualcuno... Ragazzi, se avete seguito How I Met Your Mother, lo sguardo assassino di Lily, nel momento in cui io ti banno, tu sei morto per me. Cioè, non esiste, trovo il modo per sbannarti. No, no, no. Sei stato bannato dal canale. Arrivederci. Tanti saluti. Vai, c'è Twitch. Vai su Twitch. Vai su Twitch, vai. È pieno di canali. Vai a rompere i coglioni da un altro lato. Non è che siamo l'unico canale al mondo, quindi vai a cacare il cazzo da un'altra parte. Noi restiamo qui, belli tranquilli, con le professoresse che fanno le maid, con le ragazze che vogliono uscire, con la harem route che proviamo a portare avanti, con le nostre belle cosine al solito posto. Suka. Oh, io- Ho capito, ma dice Suka. Ormai siamo abituati. Quando avvi Persona 5X cosa fa? Black Hawk? Black Wings. Ah no, era Black Wings, ho sbagliato, ho sbagliato. Black Hawk penso in qualche Non porno diceva lo Black dica. Hawk, No, ah. penso più in qualche porno. Mi sarò confuso, può capitare? No, capita. E ricapiterà anche, lo sappiamo. Ah, giustamente Gabri non lo sa. Allora, è un'associazione a cui partecipavo quando ero più giovincello e fanno attività per ragazzi e anche attività di volontariato in alcune strutture. Ci sono stato parecchi anni. Quando ho settato il canale con l'affiliazione e mi ha chiesto se volevo settare la pagina delle donazioni, mi sono sentito distinto di scegliere loro perché ho partecipato a questa associazione. Quindi mi fa piacere, sì, sì, mi fa piacere dopo anni dare comunque qualcosa per quello che mi hanno dato e mi hanno insegnato. Allora, io personalmente quando ero con loro facevamo principalmente una sorta di doposcuola qui nel quartiere dove sto, che non è il massimo della comodità e della tranquillità detta di alcuni, ma in realtà non è così. Quindi facevamo comunque sia noi studio che davamo una mano a ragazzi che non riuscivano a studiare determinate cose in modo tale che tutti quanti si andasse bene. Andavamo il sabato in una casa di riposo per gli anziani a fare una tombolata per fargli un po' di compagnia e fare qualcosina di divertente, perché comunque stanno là tutto il giorno e pure che ti metti vicino a una persona e le fai parlare e le fai raccontare la giornata e la sua vita, a sta persona fa piacere. Ho fatto gite con loro, siamo andati fuori da Napoli, siamo andati un po' ovunque, abbiamo partecipato a vari progetti, fanno varie cose ed è una comunità che si estende a tutta l'Italia. Poi ogni zona comunque ha i propri programmi e le proprie cose. Esattamente.
Esattamente, abbiamo organizzato, alcune volte ho dato anche una mano, è stata fatta qualche festa, qualche tipo mensa dei poveri, se non ricordo male, abbiamo dato una mano comunque a servire. Cose che servono, fanno davvero cose che servono. Sì, l'ho fatto. Oddio, non ricordo esattamente quanti anni avevo, ma ricordo esattamente che i primi giorni in cui ci sono andato coincidono con l'uscita di Final Fantasy VII su PlayStation 1. Che io iniziai Final Fantasy VII e iniziai ad andare lì. Perfetto, non si può dimenticare. Quindi non posso mai dimenticarmi sta cosa. Allora, sabato 4. Mishima l'abbiamo portato un po' avanti, per quanto possibile. Io vi posso dire, se volete, per farvi fare una risata, è una cosa che forse non sa neanche Gianmarco, quindi c'è un po' di novità anche per lui. Io ho fatto una cosa di volontariato che mi ha messo, non in soggezione, però è stato un pochettino particolare come cosa. Praticamente mi sono ritrovato tramite una vecchia conoscenza ad andare a Lourdes come barelliere per dare un po' una mano a chi non ce la faceva a camminare o comunque voleva fare un certo tipo di viaggio di fede. C'era uno dei... Io avevo totale libertà, andavo in giro, mi sono esplorato la cittadina, me ne andavo nei vicoletti, facevo tutto. Tramite questa persona che aveva degli agganci all'interno di questa associazione, io fui proposto per portare lo stendardo di tutta la manifestazione durante la processione principale. Un onore non di poco conto, però la cosa andò semplicemente così. Mi misero l'imbragatura, mi misero questa bandierona grossa al centro che andava sul pipo, quindi io col pipo dovevo tenere tutta sta cosa così, che era pesante un accidente. Le prime parole che mi dissero: vai, cammina. Io mi girai con una tale tranquillità: Gianmarco, ma io dove cazzo devo andare? Io non sono di qua, non so la strada per dove dobbiamo andare. E mi sono trovato a farmi spiegare una strada mentre camminavo con non so quante persone dietro. Quindi io andavo avanti con sta cosa senza sapere per bene dove stavo andando, che se mi cadeva sta cosa in testa a qualcuno uccidevo qualcuno. Sì. E tutte queste persone dietro seguiamo lui, che lui sa dove deve andare. No, no ragazzi, non ha funzionato così quel giorno. Però sono arrivato sano e salvo. Vai. Dove? Piazzetta principale di Lourdes, 50.000 possibilità di andare destra, sinistra, sopra, cioè vai. Dove vado? Dove devo andare? Sì, ero Google Maps però senza segnale, senza linea. Che poi il posto dove si doveva andare, io c'ero già andato in quella chiesa per altri motivi, però non per quella strada che mi hanno fatto fare loro, quindi non so. Ok, una nuova quest? Maps in paese, sì. Bel paesino Lourdes, devo dire la verità. Io non sono mai stato. No, bello, bello proprio. C'era una zona con un fiume. Io alcune volte il pomeriggio, quando avevo comunque degli orari dove dovevo stare giustamente a disposizione per qualcosa, per il resto ero libero, c'era sto fiumiciattolo dove io il pomeriggio alcune volte, quindi tu immagina Vincenzo, per come lo conosci, seduto su un prato francese a fare la marraine col fiumiciattolo davanti. Goliardico. Sì. Qualcuno ha chiesto 50.000 yen a questa persona. Nozomi Odo. Cioè, guarda, non era neanche tantissimo un lusso, è stata più che altro la somma di esplorare la città nei momenti in cui ero libero e capire che strada fare per arrivare a questo fiumiciattolo che avevo visto una volta. Oddio, fiumiciattolo neanche a dirla tutta. Quando avevo del tempo libero, ci volevano 10-15 minuti da dove ero, una cosa del genere. Io c'avevo il pranzo, c'avevo da fare, prendevo e me ne andavo là. Non c'era il telefonino, quindi io andavo là e se qualcuno mi avrebbe rapito o gettato nel fiume non si sarebbe saputo più niente di me.
Allora, o Ryuji o Takemi. Vediamo un attimo. Ryuji impara 4 scatto furtivo. È più difficile individuarti quando usi lo scatto del metaverso. Va bene. Takemi. Vaccinazione, aggiunge oggetti di supporto all'inventario della critica. Ryuji. Anche perché mo tra un po' dobbiamo tornare a combattere, quindi persona. Carro ce l'abbiamo? Assolutamente sì. Ok. No, noi vogliamo... Eravamo a Lourdes. Allora, Ryuji. Ma c'è ancora lei che ci sta seguendo per caso? Non ci segue più? No. Dai, perché non ci segui oggi? Vabbè, non ci segue. Ok. Neanche tanto paesino, era un bel paese abbastanza grandicello per quello che ho visto io, ma non ho avuto comunque il tempo per girarci per bene. Allora. Ok, Ryuji ci sblocca un nuovo posto. Oggi Kubo, un tranquillo distretto residenziale famoso per il suo ramen. Un brodo di soia che ricorda le antiche ricette, vale la pena fare la fila. E noi ci andiamo. No, io quando vado da qualche parte, soprattutto all'estero, ho la modalità guida assistita, quindi vado con le guide. Se vado con le guide, mi muovo in un certo modo, eccetera, eccetera. Come ho un minuto di libertà, mi piace buttarmi in vicoli. Ok, no, scusate, mi ero dimenticato di riattivare il microfono. Dicevo, io personalmente quando vado da qualche parte, soprattutto all'estero, ho la modalità dove vado con le guide, seguo chi mi ha accompagnato lì, chi mi ha portato lì, eccetera, eccetera. Poi quando sono libero, giro e vago per i vicoli. Sta cosa pure mi ammazzerà un giorno di questi, io ne sono certo. Però al momento sano e salvo. Sì, Gabri, ce l'ho nell'elenco della lista dei desideri. Non l'ho guardato per prenderlo perché sono occupato per quella cosa che devo fare in questi giorni e ho già alcune spese nel mezzo. So che costa 3 euro, ma dovendo preparare sta cosa non sto lavorando, quindi vi dico la verità, non sto guadagnando tanto sta settimana. Quindi visto che non lo potrei neanche usare sta settimana, passato sto periodo mi metto con calma. Vedo un attimino come lo possiamo utilizzare e vediamo almeno una serata ce la facciamo. Vediamo quante più persone riusciamo a tirarci dentro. Tanto tu comunque ce l'hai, penso, e quindi puoi giocare. Allora, è un giochino che mi ha suggerito Gabri, se lo cerchi su Steam lo si trova facilmente. È un giochino che mi ha suggerito lui che si può fare proprio in live, dove possono partecipare tutti. Quindi magari non c'è neanche bisogno che lo avete voi, ma basta semplicemente che lo setto e voi giocate stesso dalla chat, esattamente. Allora, scatto furtivo preso. Ah, ok, stesso con i comandi. Ah, a posto, a posto. Ok, ok, io ne avevo visto pure un altro simile dove si doveva simulare un pochino tutti insieme re, regine, si dovevano prendere decisioni per far cadere i governi, ci si divideva in squadre, era pure carino come gioco. Hanno interrotto il supporto, ma comunque è ancora possibile giocarci. Se trovo ste cose in un certo modo, sì. Infatti posso rivelare una delle serie che facevo soprattutto l'anno scorso e che mi manca. Ho iniziato più che altro un nuovo salvataggio con Isaac, mettendogli un plugin esterno disponibile su Twitch,
guardando la live guadagnate monete e voi con queste monete potete farmi arrivare in tempo reale degli effetti nel gioco. Di tutto, da monete a bonus a bombe, potete farmi fuori, potete farmi saltare il piano, potete fare di tutto. Infatti una delle ultime run c'era uno dei miei più cari amici che aveva i punti necessari per riscattare elimina giocatore, perdi, game over, il fratello di... Ed è stata una corsa contro il tempo, contro lui che guadagnava le monete, perché lui me lo disse, io come ho le monete ti faccio fuori. Io ho dovuto finire quella run nel modo più veloce possibile per non essere ucciso. Sì, ma guarda, ti puoi veramente aspettare di tutto. Io mi sono trovato all'improvviso persone inglesi che mi hanno dato... giocate ad Isaac, lo conoscete? Ok, cesso giro. Noi che altro possiamo fare? Mi diedero il Brimstone, che è il raggio oggetto di sangue cacciato dalla bocca, in modalità arcobaleno autotracciante. Cioè proprio mi dissero, tieni, vinci questa run. Allora, che possiamo fare qua? Oggi è l'ultima giornata. Mistero. Mistero oppure ci portiamo avanti qua. Lavoriamo qua così vediamo di sbloccare il politico, forse si deve parlare prima, ma dopo vediamo un attimo. Allora, quanti ordini tutti insieme? Allora, qual era il primo? Bulgogi, ok. Questo? No. Questo? Questo, ok. Sbagliato solo uno, ecco qua, ecco qua. Uomo in giacca e cravatta. Lui è il politico. Eccola là. Dream07, grazie mille per il follow. Allora, lui è il politico. I giovani al giorno d'oggi non lavorano, stiamo lavorando, ci sta parlando. Benissimo. E lui ci può sbloccare parecchie abilità che ci aiuta. Ci possono aiutare con le negoziazioni dei vari persona. Ok. Allora, signor capo, salve. Anche se oggi non è il giorno del Yakiniku, chissà se c'è stato qualche evento in zona. Non è molto, ma ti ho dato un piccolo extra. 6.000 yen. Ok, abbiamo 86.000 yen e non siamo messi male, ma come al solito finiranno in 5 minuti. Abbiamo preso un po' di punti perizia. Sale a livello 3 per caso. Come se avessi accettato. Allora, siamo ancora allo scoglio del secondo livello, ma a breve inizieranno tutti a salire. Kinkill, ciao, buonasera. Oh, c'è Madarame che parla, ragazzi. Madarame, cosa devi dire, Madarame? Dici, pezzo di merda, dici. Però ti sei pentito. Ma abbiamo Lillo in chat, c'abbiamo. È lì, ha detto che è Lillo, sono Lillo. Ciao Lillo, vabbè, qua sono passati Denzel Washington, Claudia Mendola e Lillo. Ok, a noi ci fa piacere questa cosa. No, scherzo su Andrea. Quale Andrea? Il sommo Andrea? Io questo tanto me lo ricordo. Ci sono vari Andrea. No, quindi... ma pure quello, sono lì. No, Andrea, allora, aspetta. Quello, tu leggi i messaggi che stanno arrivando da YouTube. Il tuo zamperà. Ok, è lui. Buonasera Andrea. Buonasera Andrea. No, lui non li sta leggendo, vabbè.
Allora, il bot non ha deciso di funzionare. Andrea, se possibile, puoi venire da Twitch perché i ragazzi che sono su Twitch non ti leggono. È un problema, fatti conoscere. Fatti apprezzare da questo piccolo grande pubblico che abbiamo. Ah, ok, se quello può aprire YouTube o se Andrea può venire su Twitch in modo tale che leggete i commenti. Aesh. Allora, quello... Allora, già che Andrea è qui, a me mi fa piacere, quindi Andrea K non se ne ha da stasera. Quindi, quello... Apri YouTube. E ci teniamo a dirlo pubblicamente e potete fare punto esclamativo clip su questa cosa. Andrea è uno dei super VIP del canale, quindi quando arriva Andrea si saluta, gli si dà il dovuto rispetto e si ascolta quello che dice con moderazione, perché potete cadere in un vortice di delirio e follia che vi porta alla felicità, ma non sapete voi dove andrete a finire. Però si sta bene. Andrew, tutto bene? Ti ho presentato bene. Ok, si sono ritrovati? Ci siete ancora? Non è che ve ne siete andati tutti. Oh, ragazzo affabile. Tu sei un ragazzo molto affabile, sei. Moglie. Una bellezza, ok. Allora, Andrew, quella cosa che ti dovevo dire, io in live già l'ho detta, lo dico anche a te adesso. Proprio veloce, però lo stesso ti chiamerò il giorno che già ti ho detto che ti chiamerò. Chi è Mo Pandix? Buonasera. Questo è uno dei due fratelli. Ah, fatto, ok, questo è quello. Ok, quindi Pandix è quello. Ok. Allora, Andrea, tutto a posto. Ok, Andrea, ti faccio delle semplici domande. Rispondi sì o no, anche per far capire alla chat il rapporto che c'è tra me e te. Io e te ci conosciamo da un bel po' di tempo. Rispondi sempre in maniera onesta e sincera. Da quando ci conosciamo, quante proposte a cazzo e cose fuori di testa io ti abbia detto o proposto di fare? Poche o tante? È lui, è lui. Voi non avete neanche la più pallida idea di cosa è capace quest'uomo. Ho visto fare cose a quest'uomo di cui si narra ancora la leggenda. Troppe, ok. Allora Andrea, quella cosa che è successa in sintesi è che io, bussando una porta e dicendo una mia proposta a cazzata, mi hanno risposto e mi hanno detto sì, ti vogliamo un attimo sentire, a me e una mia amica che stiamo curando sto progetto. Nico Bellic Maruchi. Ok, c'è pure Andrea. Oddio, questo è il momento in cui Andrea è... Allora, Francesco, buonasera. Se puoi aprire cortesemente YouTube, c'è uno dei miei più cari amici e persone fidate su questo mondo e in tutto l'universo conosciuto, solo che non viene su Twitch, sta su YouTube. Visto che stiamo facendo una sorta di interazione globale e il bot sa pigliate fest stasera, non vuole funzionare, non so perché, puoi aprire YouTube e partecipare a questa conversazione. Io ho paura di quello che potrà succedere, però va bene. No, Andrea, non mi serve Italia Got Talent. No, niente. C'ho una chance e te la spiego per bene quando ti chiamo, come già ci siamo messi d'accordo. Perché ai ragazzi non ho detto qual è il giorno in cui accadrà sta cosa, è quel giorno in cui ti ho detto che ti chiamerò. Per forza, ok. Date un po' di cedere sulla mano. Perché su Twitch non mi fa scrivere un casino con numero di telefono. No, vabbè Andrea, così io ti riesco a leggere, i ragazzi ti riescono a leggere. Io mi metto domani mattina e aggiusto il bot. Ero Dream07. Sì, che sto nome
già sei passato l'altra volta. Sei anche passato con il nome di Noemi, una cosa del genere. O tu o i tuoi fratelli, io ho ancora il dubbio su sta cosa, però va bene. No, voglio, il lunedì è una botta in front non indifferente, non scherziamo proprio. È stato Enrico, ok. Enrico ne pagherà le conseguenze. Facile. A proposito, i fratelli, tutto bene? Allora, quindi noi abbiamo risolto Madarame. Sì. Quindi abbiamo la conferma che quello che facciamo nei palazzi, l'abbiamo già fatto 2 volte, fa confessare tutti i crimini alle persone, le libera dal peso che hanno nel cuore e li fa confessare tutti i loro peccati. E mo torniamo al punto di prima. Noi qua siamo avanti nel tempo, qualcuno ci ha incastrato, abbiamo fatto altri colpi. Chi è stato il prossimo che abbiamo un pochino riportato sulla retta via? Facciamo petizione per togliere il lunedì. È inutile. Il martedì sarà il nuovo lunedì. Non cambia esattamente niente. Si potrebbe far aggiungere un altro giorno tra la domenica e il lunedì, dove mezza giornata è di totale riposo e l'altra è di lavoro, così uno riparte tranquillamente e poi il lunedì ritorna a lavorare. Enrico è una persona o è una personalità? No, è soltanto il fratello di Andrea. Essendo il fratello di Andrea, quando ci ho lavorato insieme l'anno scorso, in un giorno in cui io non sapevo dove e quando lui sarebbe venuto, una sera nella mia roulotte dove avevo solo la luce di una lampada stile Alan Wake e niente connessione cellulare, durante le ore serali col buio, nell'arco di 5 secondi ho sentito una cosa e ho visto un'azione. Mi si è aperta la porta di scatto della roulotte, ho visto un bagaglio che veniva gettato in camera mia, sono uscito per vedere chi era e non c'era più nessuno. Ho scoperto dopo un paio di ore che era Enrico. Io mi sono un attimo cagato in mano. Lui è il prossimo obiettivo. Ti meriti meno connessione al cellulare, tu, meno. Andrea, ma io stavo là dentro per me leggere un capitolo di One Piece, ma io dovevo stare così. Ci ho messo 45 minuti per aprire solo le pagine. Però Andrea dice questa frase non perché è cattivo, ma perché io ho commesso anche una scorrettezza nei suoi confronti e siamo stati per un'estate lontani. Eravamo Romeo e Giulietta dello stesso sesso e ci sentivamo per messaggi, così vicini a un quarto d'ora di distanza, ma così lontani perché non c'era il modo di andare da lui. Vincenzo racconta la storia di Mattia che vuole regalare un iPhone 13 a Enrico e tu che sei il telecronista della cosa. Vero. Visto che era stata messa una scommessa tra fratelli e io da persona esterna ma a cui voglio bene, visto che comunque lavoravo lì, stavo lì ragazzi, in un modo o nell'altro, pure senza connessione il tempo lo si doveva far passare, quindi io iniziavo a fare video a cazzo. Ci fu una mattina dove Enrico aveva rotto il telefono e Mattia, nella sua bontà fraterna, diciamo che gli disse: guarda fratello, tu scendi la mattina a lavorare, vieni qua alle 8:30, tu ti comporti bene, io ti do il cellulare, ti compro un cellulare nuovo, a posto, che bella cosa. Primo giorno, secondo te Enrico è sceso alle 8:30? No. Secondo voi chat il secondo giorno Enrico è sceso alle 8:30? Così, domanda. Ma per pura curiosità, magari c'è un plot twist in questa storia. Ok, ma possiamo anche aggiungere Yusuke. Enrico comunque anche il secondo giorno non è sceso alle 8:30. Il giorno dopo ha detto il fratello: oh, allora Enzo, visto che io abitavo di fronte loro, ho detto: guarda, io te lo vado a chiamare alle 8:30,
ti registro che te lo vado a chiamare, quindi c'è la prova che io sono andato a chiamarlo prima, 8 e un quarto d'ora prima. È tutto a posto. Io sono andato a chiamarlo, lui si è svegliato di scatto. Sono sveglio. Post fatto, io scendo, vado giù in tutta tranquillità. 8:30, 8:35, 8:45, 9 meno 5, alle 9 Enrico non è sceso. Ragazzi, non è sceso in nessun modo Enrico. Appena scende Metafor lo prendo. Bravo Francesco. Fai benissimo. Bravo Francesco. Ma mo c'è Monster Hunter, Francesco, non c'è bisogno. Sì, non ti conviene neanche, Francesco. Non c'è bisogno. Allora, visto che io mi ritrovavo un pochettino a risalire per quell'ora là, ho detto no, io devo andare ad avvisare a Enrico che il cellulare l'ha perso. Quindi il video è io che cammino per questa bella struttura, arrivo fuori la roulotte dove dormiva Enrico, apro la porta, lui stava dormendo, come diceva a Napoli, a culo aperto, cioè stava proprio... Ragazzi, avete presente quando dormite e dite ok mi sveglio domani alle 8, poi andate a vedere l'orologio, saranno fatte l'1:30 alle 2. Io lo tocco per svegliarlo, il tutto registrato, cioè il video ancora di questa cosa. Enrico, ti comunico che sono le 9. Tu hai perso un telefono. Enrico come ha reagito? E si è alzato di scatto, ha mandato a fare in culo il fratello, ha mandato a fare in culo me, prendendosela con il tempo. È il momento di bannare Francesco. No, non ancora ragazzi, no. Non ancora. Lasciatemelo stare. C'è un tempo e un luogo per ogni cosa, questo non è il tempo di bannare Pure Francesco. se mi rompe il cazzo tutta la giornata su ogni cosa, io gli voglio bene lo stesso. Allora, adesso ci sblocco un'altra zona di gioco, quindi abbiamo comunque un pochettino più da esplorare. Stasera mi volevo prendere il kebab, però mia sorella non è voluta andare a prendere. Ah, aspetta un attimo, che mi è venuto in mente di persona qua, persona... Salve, signor Francesco. Lei mi ha mandato un messaggio di sua spontanea volontà venerdì dicendomi che tra sabato e domenica le sarebbe arrivato il codice di Monster Hunter e che me l'avrebbe dato. Siamo a lunedì sera, io non ho ricevuto il mio codice. Dov'è il mio codice? Dov'è il mio codice, Francesco? 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 Dov'è il codice? Dov'è il codicione? Francesco? Dai, tira fuori il codicione. Io ci sto mettendo il pensiero per Monster Hunter. Facciamo arrivare il 28 e non è arrivato il codice, Francesco? Ha detto con il mio, quindi pure lui, giustamente, sta senza codice. Questo lo dice lui, noi non possiamo No, vedere vabbè, le no, sue mail, no. però noi ci fidiamo Io di fido lui. della sua parola. Io ci- Io ci vado tutti i giorni qua per Persona 5X, mo sto di nuovo qua, va bene. Vabbè, non ci segue nessuno. Sì. Io nulla da ridire, è il regalo di Francesco che mi ha fatto per Natale. Io non ho problemi ad aspettare fino al 28, però se un amico che dice di essere un buon amico di sua iniziativa mi dice ehi amico, quel codice te lo mando tra sabato e domenica e poi non mi fa sapere niente. Sì, si vuole comprare anche Stalker 2 a quanto pare. Francesco, ma che cazzo ti compri tutta sta roba? Tanto non ci giochi, che devi giocare con me. Francesco, sti soldi che spendi, compra chiavi di alcuni giochini così, me li dai a me e li regaliamo in live. Ti faccio spendere sti soldi in un modo migliore. Non buttare i soldi che c'hai Monster Hunter e altri 500.000 cazzi da giocare. Oh. Ma arriva il Suka. Insomma, fanculo. Allora, io ho proposto una cosa carina. Lui vuole buttare i soldi, io glieli voglio far gettare in maniera diversa. Quindi lui potrebbe anche decidere di farlo. Attenzione. Questo del Transilvania, così. Il primo. Ok. Francesco è Dracula. Quando parla. Te li regalo già. No, Francesco, io non dico di regalare a me, li regaliamo alle persone in chat. Eccolo là, vedi. Difatti lui pensava che io dicessi a me. No. Facciamo una seratina, un piccolo evento, organizziamo qualche giochetto, qualcosa. Allora Francesco, tu ti devi mettere bene in testa una cosa.
in queste live tu sei il più ricco della compagnia, tu sei il nostro zio Ha Paperone. detto no. E quando potevo mai dicere che sì, Francesco? Quello oramai è un... Proprio no. Quindi tu che sei il nostro finanziatore, perché mi hai regalato Metafor e Fantazio e ci sto facendo ancora le live e Dai, lo devo ancora finire. non sei per Ci hai regalato The Coma e li dobbiamo ancora finire, ma senza... non perché non ci sia piaciuto, ma per mancanza di tempo. Francesco, stai promuovendo tanto per il canale. Facciamo un bel evento di beneficenza io e te. Dai, Dai Francesco, Aventone, dai, fai la guarda ti dico anche il costo, Francesco. Prendi 100 euro dal tuo conto, prendi tutte le chiavi che vuoi al minor costo, qualunque titolo prendi regaliamo quello. Quello che è? No. No, quando ma? Vabbè. Io ho detto un'idea bella. È bella la cosa che ho detto. Cioè, Vabbè, io l'importante è che dico cose belle. Francescone, devo fare il cattivone. Persone che non siete Francesco, a voi vi piacerebbe vedere una cosa del genere? Rispondete cortesemente per fare leva sui sentimenti di Francesco e farlo sentire un po' una cacchetta. Grazie. A me piacerebbe. Bravo quello. Aspettate un attimo, aspettate. Sta per scattare la denuncia, attenzione. Aspettate. あんな細いとこによくぞ龍二にしてはやるな。あと少しで0点だ。最終ラウンド引き締めてこうぜ。よっしゃー、ぴったり0点。俺ら完璧じゃね？そう簡単に達成できるもんじゃないぞ。やっぱりお前持ってるな。いやこれ面白いわ。責任感つうかプレッシャーがすげえけど、その分やったろうじゃんって気になるぜ。Allora, Ciao. eccoci qua. No, non si sente perché ho mutato. Stavo parlando col mio finanziatore Francesco e ci sono dei movimenti, ecco, mettiamola così. Gli ho fatto una proposta dove mi ha risposto con tutta cordialità e con tutto l'amore di questo mondo. Suca, vaffanculo. Cioè, però me l'ha detto con affetto, quindi c'è ancora la possibilità di avere un dialogo. E lui è qui sotto in videochiamata che mi sta perculando insieme a Gianmarco, quindi giusto per farvi capire la situazione. Allora, io ho parlato col finanziatore. Ci appelleremo al suo buon cuore, ma sappiamo che questo finanziatore di cuore ce ne ha, solo che è ricoperto di melma. Mettiamola così. Se n'è andato? Io guarda, io quel giorno in aeroporto la penna me la dovevo portare io, non la dovevo chiedere. Noi siamo finiti ad oggi in queste situazioni perché ho chiesto una penna, te ne rendi conto? Sì, è Gianmarco? colpa tua, infatti. La colpa è mia. Tutta colpa tua. Allora, con le freccette, con tutte le attività nuove possiamo aumentare quanto più male fanno e quanti HP recuperano con la staffetta. staffetta. Quindi dobbiamo mettere questo nella routine, così con le staffette Tocca farlo, per forza. Faranfrankten. Noi, va bene. La staffetta è divisa in ranghi. Più alto è il rango, più potente è l'effetto della staffetta. Rango 1, aumento del danno e del recupero di HP. E già questo va bene. Rango 2, aumento del danno e del recupero di HP, guarisce HP al termine della staffetta. Ok. Rango 3, recupera pure degli SP. Questa la fa. Ciò vuol dire che noi dovremo diventare i campioni di Tokyo del lancio delle freccette, Per forza. in un modo o nell'altro. E possiamo verificare il rango comunque nelle statistiche. 何か使 Ma Andrew c'è ancora? Sì, c'è ancora. Scritto prima. Francesco, spendiamo sti 2 soldi spicci, dai, bravo. Ah, Francesco! Bravo Andrea, bravo. Andrea, ti piace quest'idea? Ti è piaciuta? È una bella idea. 我が輩はいつだって Sii sincero, è bella, è una bella iniziativa. この場所使えるぜ。今度はみんなだ。お、これって
Cioè, faccio bene a convincere Francesco a fare questa cosa. お、いい音。 Ma voglio vedere Andrea che risponde. ビリヤードも遊べたんだよな。こいつも Sperando ci sia ancora. 何かに使えるかもしれん。ま、今日はもう遅いから。ビリヤード Ok, dobbiamo scoprire invece giocare a carambolina. Che cosa ci dà? 次に遊ぶ。でも面白かったろ。そんじゃ帰ると。 Convincilo a fare meglio. Bene, mi è piaciuta molto la tua risposta perché Andrea con una semplice carta, io ti dico una cosa, io l'invito l'ho fatto a Francesco, ma l'invito è esteso anche a te se vuoi organizzare una serata del genere. Ci organizziamo e la facciamo. Quindi puoi anche tu volendo fare questa cosa. Quindi se è una cosa bella che tu vuoi far fare a Francesco, perché non puoi farla anche tu? Ora io sono estremamente curioso della risposta di Andrea. Io in questo momento, sai cosa vorrei? Un razzo. Palazzi. Uscire da qua, prendere il razzo, andare da Andrea e vedere la sua faccia in Allora, questo momento è quello che sta facendo. Compriamo un razzo, dai. Fottiti col cuoricino. Va bene. Però sta ridendo perché mi ha fatto il cuoricino. Va bene anche così. Compra razzo. Stai suonando? Ok, ma stai completamente solo o c'è qualcuno? Allora, la televendita oggi ce l'hanno fatta saltare. Che c'è l'evento di storia. Fuori possiamo andare da qualche parte, ok. Allora, vediamo un po' se con l'oratore lo riusciamo pure a sbloccare. O se ci chiede di fare altro. Ok, ci ha riconosciuto. Ok, abbiamo sbloccato un altro social link. Ok. Isolato come un nonno di Heidi, non in montagna, ma in pianura, però versione io se quel messaggio fatto in modo che sta ridendo con piacere. Andrea ve lo lascio immaginare in questo momento come il nonno di Heidi, però in versione 2.0. Non è sulla cima di una montagna isolata. Anzi, se Andrea da dov'è volesse andarsi a tuffare nel blu del mare, gli bastano esattamente 5 minuti. Lui adesso potrebbe alzarsi dal divano dov'è, uscire di casa, fare una corsa e buttarsi in acqua. E al momento è completamente isolato in un mondo e in un posto tranquillo e sta suonando la chitarra. Posto. Beh, A 50 cioè, certo. comunque Sì, sì, Francesco, migliori personaggi, Jack, il cattivo e Omi. no, Shaolin Showdown non me lo ricordo. Bellissimo. Sono microfono, perché ti spegni all'improvviso? Si sta spegnendo all'improvviso. Sì, però Francesco. Salve. No, si stava spegnendo di nuovo, sì. Aspetta. È basic però Raimondo, Francesco. Cioè è bello infatti, per carità, però basic. OP è tipo Gohan, è OP. Anche Clay, Francesco ne Clay. Beh, bello il cowboy incazzato.
completamente la porta, vediamo un attimino adesso. Allora, quale messaggio? Quello. Ah, ok, ok. No, pensavo avessi detto io qualcosa che non mi ero fatto capire bene. Ehi, devi resistere un altro po'. Non puoi. Se cadi adesso è finita. Ti riprendi per favore? Ok, grazie. Ecco, Tenta non tozzarlo ora. allora. Ok, avete appena visto l'uomo che sussurrava ai microfoni. Allora, tutto a posto? Vai tranquillo? Ok, Fruit? ok. Se lo fai di nuovo ti cambio. Ecco, io il messaggio te l'ho dato. Ok ragazzi, adesso si dovrebbe sentire per bene. Fatemi sapere se si sente di nuovo a scatti, ma non si sta spegnendo il microfono. No, con le buone maniere. Allora, io non lo voglio cambiare. Non sono il tipo di persona che, ecco, da alcuni problemi prende e butta il microfono che va ancora bene al momento e me ne compro un altro. Anche perché la materia prima, la pecunia, non c'è. Quindi, caro microfono, che ti piaccia oppure no, tu devi funzionare. Io gli sto dando una possibilità. Se continua ad andare bene, resta qui. Se quando ho la disponibilità economica continua a dare problemi, io lo mando a quel paese. Ok, io spero per lui che si tenga così. Allora, dobbiamo comunque esplorare la zona nuova. Noi mo dobbiamo capire adesso, al terzo bersaglio, noi come ci siamo arrivati. Allora, potremmo andare già subito a giocare con le freccette. Allora, quindi mo comunque abbiamo un attimo di tranquillità. Ah, ok, adesso stiamo iniziando a portare l'uniforme estiva, che giustamente è il 6 giugno. Ok, anche le persone più un pochettino normali stanno iniziando a collegare il fatto che Madarame comunque ha avuto lo stesso casino che ha avuto Kamoshida, quindi magari c'entra qualcosa. Allora, lunedì mezzogiorno, ecco, c'è della trama. Ricordiamo che lei ci ha seguito in continuazione per tutto il tempo. 目星ならすでにただ確証が得られておらず鴨志田先生のセクハラのことご存知だったんですよね Signorina Makoto, capisca un attimo che il sistema è corrotto e se ne tira fuori, 私は正しいことに協力しているんですよね焦る気持ちは分かっているつもりだよ。自殺未遂者まで出てしまって生徒会長としては Ok. 痛恨の極みだろう。はいすべての生徒たちに安心できる学園生活 Ah, ok, Andrea mi aveva mandato il messaggio se era in live ed è venuto a vedere. Ok. なのだよ。だから心の回答を探すんですか実在するかもわからないのになぜそこまでまだらめの事件、君も知っているだろう。鴨志田先生の時と同じ予告状が使われたと聞きましたうちの生徒とは無関係だと信じたいものだ。そうですねそういうことだ。余計な詮索はやめて最善を尽くしたまえ。まだらめの会見見た？皆様にお詫びを。
ってあれだろ。マジで怪盗団っていうのがやったのかな。心を盗みますっていうあれ。もういるわけねえだろ。 No, ragazzi, non è una coincidenza. 完全にしてはできすぎてんだよな。 Calmati. どう？次の大物って見つかった？なもん昨日の今日で見つかるわけねえだろ。それもそっか。あ、ところで私テレビ局にしたけど、あんたたちどうすんの？あ、やべえ。社会科見学。 Ah, c'è anche una bella gitarella. Va bene. そういう行事はちゃんと出とけよ。目つけられんなって言ったろ。 Ricordiamoci che in Persona 4 noi siamo andati in gita fuori la scuola e nei luoghi del 3. Non ci dimentichiamo questa cosa. じゃあみんなでテレビ局にしよう。 Rise già l'abbiamo vista, 欲しいよ。女優とかいるんじゃない？ quindi è la stessa linea temporale, mettiamola così. Però non c'è ancora un incrocio c'è stato. Io vorrei trovare, io di quello vorrei una remastered o un no, remake no, perché era fatto già bene così. Esistono due titoli chiamati Persona Q e Persona Q2 dove in uno i protagonisti del 3 e del 4 e in Persona Q2 i protagonisti e i comprimari di Persona 3, Persona 4 e Persona 5 sono tutti nello stesso gioco, interagiscono tra di loro e si possono fare i party con tutti i personaggi. Gianmarco, puoi farti la squadra che vuoi come vuoi, però è solo su Nintendo DS e Nintendo 3DS. E il primo boss, proprio il primo problema che devi affrontare, è Kamoshida travestito da Superman. Ok, questo per farti capire il mood che c'è il titolo. Io dovrei avercelo ancora da qualche parte perché l'ho presi pure originale. Se lo ritrovo, perché comunque per portare i giochi in emulazione bisogna tenere la copia originale. Professor, non siamo ancora abbastanza agili, va bene. Io se c'è la possibilità, se non sarà uscito ancora Persona 6, ma penso che noi ci facciamo Persona Q, Persona Q2 e Persona 6 uscirà solo il primo teaser, va bene? Però a noi va bene così. Portarli in live lo vorrei fare perché poi alla fine il Persona Q2 soprattutto dove ci sono tutti non l'ho mai finito, mai. Quindi tutte le cazzate successive non so che cosa c'è là dentro. Allora, lei deve vedere di salire al massimo a livello 5. Non c'è l'ombrello, dove vai? Non c'ha questa impostazione qua il titolo ed è proprio un dungeon crawler vecchio stile, diciamo così. C'è poi da disegnare sotto la mappa del dungeon, però c'è l'automappa, ci si muove in prima persona, però comunque lo stile di combattimenti, abilità e tutto è un gioco di Persona a tutti gli effetti, tranne che non ha calendario e cose varie. C'è una trama unica da portare avanti e dungeon da completare. Ed è tutto ambientato in un cinema. Io sarei pure d'accordo se Atlus cioè guarda, non vi do Persona 6, però vi do Persona Q e Persona Q2 portati sulle console moderne e potete giocarci tranquillamente. Spara a Kasumi ora per vedere che effetto. No, lasciate stare Kasumi. Ma perché le dobbiamo sparare? Allora, France, non fare spoiler naturalmente, a te ogni volta te la dobbiamo dire sta cosa perché poi puntualmente fai spoiler Metti i dati privati, e metti i dati privati, eccetera, eccetera. Tra l'altro, qualche altro caso non è mai stato più fatto. Anche questo è vero. I due giochi che aveva programmato ancora, niente, va bene, va bene.
Se conosci comunque la sua storia, non spoilerare niente. Ah, perché io non la so. Però Francesca, lei non se lo merita un colpo in testa. Sparare subito. Non se lo merita nessuno un colpo in testa, secondo me, tranne casi in cui fai tu del male ad un'altra persona in maniera molto pesante. Continuo a dire che li ho cancellati. Casumi, e noi continuiamo a dire che non ti crediamo. Proprio, vedi, Falso. la tranquillità del dialogo, Francesca. Tranquillamente. Non so come dirvelo. Puoi dircelo in tutti i modi, ma a noi dirci che non hai quello che vogliamo non ci serve. Noi l'unica risposta che vogliamo da te è: ecco, sono questi i giochi. Tutto il resto è fuffa, Francesco, non ci interessa. Ci interessa. Tutto il resto è noia. È saltato in aria il server dove... No, Niente. no, No, quello. no, No, quello. assolutamente no. No. Ah, le casse, le bosse, certo. Come no? Proprio lei in particolare, quando arriveremo alla fine della sua storia, Giammat, c'ha una storia sta ragazza, tu la vedi così Conosco tranquilla? proprio la sua. Tu nel momento in cui capirai la sua storia, per stare così calma e tranquilla, ci vuole una mentalità assurda, però poi li crolli. Ammazza. No, non ammazzarla, non ammazzarla. Una pugnalata per capire un attimino la situazione? Neanche. No, lei no, Un pestaggio? assolutamente no. Nemmeno il pestaggio. Però non si può fare niente. Lei è veramente una brava persona che ha avuto un grandissimo problema, è stata proprio sfortunata, però non si è fatta abbattere da Non si può questo. fare mai niente. Però puntini. Ho capito ragazzi, mi dite spariamo ad una donna, spariamo ad una persona, appugnaliamola. Io so che sta persona è buona, ma posso mai di fatelo? Assolutamente Francesco, dici qualcosa. no. Ma assolutamente no. Francesco. Con 3 alla fine, una X in mezzo. Io continuo a proporre uno stile di vita diverso, invece di pugnalare, uccidere e fare male. Persone che si comportano in un certo modo, mettetele ancora di più a figura di merda da sole, si fanno molto più male. Una coltellata data male, perché noi non siamo persone che danno coltellate, quindi inutile che parliamo di cose che non facciamo. Non è nostro. Si va in ospedale, si guarisce, non è successo niente, avete solo un problema dopo. Inutile. Aspetta un po'. Stavo guardando l'ultimo post di Kojima. Che cosa ha pubblicato così? Ferma, aspetta un attimo. Così, vedi un attimo tu. Instagram, Penso dove? che sì, penso metti Instagram. Kojima, che hai pubblicato? Kojima. Che ha messo il figlio di Kojima, che hai puttana. fatto? Kojima. Che ha messo il bastardo. Hideo Kojima. Te l'ho mandato, ha detto. Ok, grazie, perché Vediamo. mo ne stavo vedendo uno. Ma è la marionetta? Sì. Ma è l'intro di un anime? Cosa sta succedendo? Era una scena di Alan Wake 2. Sì. Ha detto fino alla fine va visto. Certo. Diciamo un po' di più che non vedo. Quindi questa sarà una delle canzoni che sarà in Death Stranding 2. Ma vorrei capire come cazzo. Vabbè. Sì, ma la roba da anime. Che cosa succede? Cioè, ha detto vedi fino alla fine? No, come? Francesco, che è successo fino alla fine? Scusami. Io non so i miei occhi cosa hanno appena visto, però No, ecco, allora io con Kojima mi sono appacificato tranquillamente. Io con Kojima non mi faccio domande. No. Quando No, vedo è certe vero. cose, vai Kojima, Ma vai. questa è la vai. famosa Solonna con ora? Sì, quello, è la Solonna con ora. La domanda resta sempre quella. Quando esce Death Stranding 2? Domanda, ma giusto per capire. Risposta, non esce. Col cazzo che non esce. Falò. Allora, noi siamo saliti comunque al 16%, Sì. Abbiamo
un altro bersaglio. Dobbiamo andare a Kiyoji di sera e abbiamo 3 quest da fare nei Memento, quindi ci possiamo fare un giretto. Sì, Bisogna andare. dobbiamo andare allora di sera a Kiyoji però. Allora, dove andiamo adesso e che cosa facciamo? Si potrebbe portare avanti Takemi, Ryuji e Maruki. Flusso potenziato al 7 aumenta la probabilità di successo di flusso, e flusso era quella che ci dava la chance di avere una carica all'inizio Non del male, turno. non male. Consigliere, dovremmo ancora avere il persona. Ok, andiamo da lui a sto punto. Che comunque ricordiamo è molto importante, Allora, andiamo un attimo. Di qua. Ok, ricordo ancora la strada. Salve, tutto bene? Ok, lei continua a seguirci, ma noi facciamo sempre finta. Io non vedo l'ora che finiamo. Da un lato Quantum Break, non perché mi stia annoiando, anzi mi dispiace davvero, e lo ridico sempre, averlo sottovalutato a causa di recensioni negative e malinformazione da parte mia, però rimetto le mani su Alan Wake 2 a breve. Ah, ok, non vuoi... va bene, va bene. Maruki in realtà prima diceva che voleva aumentare il rango, però ho detto no, quando ti serve poi parliamo. Vabbè, Maruki, tutto a posto. Allora, Ryuji o Takemi o Frutto. Allora, Fruttolo no. Fruttolo no. Allora, coraggio, dobbiamo sbloccare l'armaiolo e la maid. Anche perché vi faccio degli spoiler, la maid, essendo una cameriera, possiamo darle cose da lavare, ci darà vari potenziamenti che ci faranno un attimino già fare degli enormi passi avanti. Non vedo l'ora che finisca Quantum Break, così possiamo giocare a Yakuza. Allora, Francesco, per somme di cose attuali si fa Quantum Break, si finisce Quantum Break e si passa subito immediatamente ad Alan Wake 2. Non perché io voglia, tantissima voglia di giocarci, ma perché dopo un mese che con Christian non ci riuscivamo a portare avanti in nessun modo, sia per problemi suoi che per problemi nostri, Quantum Break, io ho ricevuto amorevolmente il giorno in cui abbiamo fatto Quantum Break, no, 2 giorni prima, coraggio di livello 3, delle minacce. Quindi, visto che io ci tengo alla mia vita sotto un certo punto di vista, noi ci facciamo Alan Wake 2, finiamo Alan Wake 2, ci finiamo i DLC e riportiamo come serie principale del canale tutti gli Yakuza. Non ho altro tempo per farlo in un'altra maniera, che noi teniamo Persona come serie fissa, la serie sul Remedy Connected Universe, e nel mezzo ci schiaffiamo quello che ci è più comodo a noi tranquillamente. Non posso aggiungere anche Yakuza, perché ti ricordo che avevo iniziato già Yakuza 0 e l'abbiamo messo in soffitta. Non lo voglio rimettere in soffitta perché il mio piano è prendere Yakuza 0 ed arrivare a Pirate Warriors Kamoshima Super Più e portarli tutti in live a modo nostro, come portiamo tutti gli altri giochi. Ti ha detto Popi Popi. No, niente Popi Popi, quindi io ti dico, io gli sputo in testa appena lo vedo. Gli sto dicendo, ed è una cosa ufficiale per tutti, quindi potete fare pure la clip, e se non sarà così dite Vincenzo sei un pezzo di merda. Popi Popi. Quindi annuncio ufficiale: appena finiamo Alan Wake 2 noi riattacchiamo con Yakuza. Punto, è ufficiale, è confermato, detto. Fate punto esclamativo clip e l'accordo è siglato. Quindi niente Popi Popi, fai la prova di quello che ti sto dicendo.
Quando finiamo Alan Wake 2, se non lo faccio, mi puoi fare tutti i popi che vuoi. Alan Wake 2 compreso di DLC. Alan Wake 2 compreso, no, compreso di DLC. Beh. Siamo proprio chiari su sta cosa. Tutto Alan Wake 2. Non hai fatto la clip, Francesco? Popi. Francesco, ti sto dando la possibilità. Vai. Francesco, già ieri abbiamo messo la scommessa su chi si veste da maid. Per piacere, qua non facciamo ogni sera una scommessa diversa. Ti voglio bene. C'ho una certa età e già sto buttando via tutta la mia dignità in tutti i modi Non fa possibili. fare la clip. Vabbè, ce lo ricordiamo tra di noi. Limite, dopo mandami un vocale e ti mando io un vocale con la data di oggi che ci siamo detti questa cosa. A posto. Noi facciamo Alan Wake 2 e i DLC e portiamo Yakuza, anche essendo ancora più onesti, dicendo che la serie di Yakuza, anche per darci un pochettino di spazio a noi, quando uscirà Firebreak, l'altro titolo di Remedy, noi mettiamo in pausa Yakuza, un po' giochiamo a Yakuza, un po' giochiamo a questo perché sarà comunque un live service sotto un certo punto di vista secondo me, quindi avranno contenuti nel tempo. Noi ci portiamo avanti i contenuti, ci portiamo avanti Yakuza, ha vinto Francesco e abbiamo vinto noi e vissero tutti felici e contenti. Check WhatsApp. Ecco, Popi, mo abbiamo mandato palesemente un circo, guarda. io gli sputo in testa. Mi ha mandato l'emoticon di un pagliaccio. Ecco qua. Va bene, facciamo valere il pagliaccio come accordo, visto che c'è una live che testimonia che io a quest'ora ti sto mandando sto messaggio. Appena finiamo Alan Wake 2 e i suoi DLC, ritorniamo a fare tutta la serie di Yakuza. Ciò vuol dire tutti i giochi di Yakuza usciti da Yakuza 0 fino all'ultimo uscito in questi giorni che hai regalato a Gianmarco, e li portiamo tutti in live, cercando di fare, non dico sempre il completismo al 100%, ma di fare quante più attività possibili in tutti i giochi. Punto. Ecco, Francesco, c'hai la prova. Scritto. Che ha scritto? Muoio prima, purtroppo, ha detto. No, Francesco, tra fare Alan Wake 2 e i DLC non ci mettiamo tanto. Ma è comunque un testimone che vale. Anche io sono testimone. Già sono due testimoni. C'è Andrea che... C'è Andrea. Quindi comunque ci sono vari testimoni. Meglio 1 o 2 onesti che 100 che sono soltanto finti. Meglio così. Accordi del genere preferisco farli sulle giuste basi. Se poi si tratta di mettere a figura me, Francesco, con ancora più piacere. Io arrivo al G-Rank di Wilds e poi mi butto tutto da Mirko Vesuviano. Non penso. Ah, perché? Francesco, quindi tu... No, ma seriamente, mi dici solo che accetti questo accordo? Perché io la proposta te l'ho fatta. Vuoi Yakuza? Te li porto tutti. A queste condizioni qua. Sei d'accordo? Dimmi un bel sì. Popi, ma arrivo a 100. Basta solo che dici sì e lo sai che io appena finisco ti porto Yakuza. Dici solo sì. Che a questo punto se romperà ancora le scatoline per Yakuza, io l'accordo te l'ho fatto, tu non l'hai voluto accettare. Per forza. Ah, ecco qua. Qual è la risposta? 43, te. Sotto. No, è la stessa che ha mandato a me, vabbè. Ma poi Francesco, posso capire una cosa, ma perché a me il pagliaccio che io a Yakuza ci sto giocando? Cioè, proprio le cose senza senso, Io che c'entro? senza un senso logico. Ho giocato anche a quelli prima, io e te ne abbiamo parlato, che cazzo c'entro io? Io voglio dei Yakuza, ma dobbiamo organizzare. Tanto io già mi ero organizzato di fare così la cosa, quindi io comunque la farò così. Francesco non vuole fare l'accordo, va bene. Non ti rispondo, guarda. Però Francesco ricorda una cosa, i tempi per Alan Wake 2 e per come stiamo portando la serie, ce li ho io in mano. Se devo fare il cattivone, posso prendermi pure 2 settimane in 2 settimane. Poi rischio la morte con Christian, ma questa è una cosa che affronto privatamente. Però posso anche farle più di una volta a settimana, così accorciamo i tempi, Attenzione. Tu sei un pagliaccio in generale. Francesco, prendi un coltello da cucina e premi. Tagliati i capelli, no, tagliati i capelli. Nelle tempie. Tagliati i capelli perché... Poi fa, no, ma io sono immortale, bla 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 bla.
Come fa Dracula in Hotel Transilvania? Bla 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 bla. Così fa Francesco. Ma allora, abbiamo preso comunque tutti i punti. Buonasera Pierluigi. Oi Pierluigi, buonasera. Quindi noi comunque la proposta a Francesco gliel'abbiamo fatta onesta, pubblica e dichiarata. Lui non ha accettato. Noi la cosa comunque cerchiamo di farla lo stesso. Comunque va sempre bene lui in un modo o nell'altro. Va bene. E la live di beneficenza e dice no. E ti manda il dito medio. Ma va bene, lo vogliamo bene lo stesso così. Sedia, giustamente. Bravo quello. Alessere se ti butti. Manco questo. Cioè, vuole fare una cosa eppure la sbaglia. Io mo è una vita che non sto prendendo la circumvesuviana e per un periodo la prendevo spesso e malvolentieri. Io mi riesco sempre ad organizzare con i mezzi per l'orario quando c'è l'incognita circumvesuviana. Mi calcolo da 2 ore prima a 2 ore dopo di ritardo perché non si può fare. Si può fare sta cosa. Ho aspettato 13 anni per The Last Guardian. Aspetterò. C'ha sempre la risposta. C'ha sempre la risposta, però. È un fenomeno. No, più che altro resta steso là sulle rotaie aspettando che arrivi. Vabbè. Cioè, pur di non dire sì, quest'uomo è capace di fare dei giri assurdi. Però va bene. È un figlio di bottana. Sì, sì, tranquillamente. Allora, che cosa vuole professor Iruta? Biologicamente parlando, il granchio gigante è vicino al granchio eremita. Cosa lo differenzia da un granchio? Ragazzi, prego, date la vostra risposta. Se qualcuno ha studiato granchiologia all'Università dei Granchi, forse la forma delle chele. penso pure C'è il io. pisello. Non è tra le risposte. No, non c'è. No, non c'è. Ah, tra l'altro lui poi mi ha messo anche un bigliettino dentro Yakuza. Immaginavo. Firmato Grotol. Grotol. Poi Vabbè. dice che non è un deficiente. Allora, biologicamente parlando, il granchio gigante è vicino al granchio eremita, quindi sono simili ma diversi su alcune cose. Qual è la differenza sostanziale tra questi granchi? Ah, Francesco invece dice le zampe. Le zampe, Francesco. Non lo so, io forse ero più per le chele, però può essere pure che c'ha ragione lui, Allora, aspettiamo quello, aspettiamo per Luigi, vediamo se vogliono rispondere. Alla fine va a vedere la testa. Perché la testa... Tanto oggi, a proposito di persone, è uscito proprio il rumor ufficiale grosso. Au, stiamo a fuori me che Persona 4 Golden. Ah, ma chi l'avrebbe mai detto? Bella. Però siamo contenti. Siamo contenti. Io ho Le chele. ragione, ha detto Francesco. Sì, Francesco. Sì. No, Franci, nel tuo caso la risposta corretta è: io l'80% delle volte dico cazzate, però di questo 80% un 20 sono vere e tutto il resto sono tutte cazzate. Però c'è un 20% bello pieno su cose importanti che sono vere. Bravo Francesco. Bravo, complimenti, è un'ottima media, Francesco. Adesso, vai, Luigi, vediamo. Allora, Pierluigi non ricorda ed è il numero di zampe. Poi, sei andato bene tu, Francesco. Bravo, Francesco. Dai. Tra esseri con più zampe si capiscono, capito? Hai visto? Bravo, mo ti becchi una Allora, bella il granchio gigante ne ha 8 e la grancevola artica ne ha 10. Ma poi comunque pure le chele sono diverse. Francesco Però, ne ha 15. vabbè. Tipo Hit alla fine del film che ti attacca in modalità così, identico. Lo so, sono un dio reincarnato. Dio reincarnato adesso, Eri un dio abbastanza scarso, Francesco, se ti è andata così male reincarnandoti. la versione presa su questa Wish cosa. al massimo, Vabbè, cioè ti è andata proprio... male. No, Francesco. Ma tu hai capito se abitava qua quando... Ah no, aspetta, io ma però la domanda gliela devo fare. Mi ha avuto una domanda, va. Franci, qual è il tuo potere come divinità? Io so che mi sto infilando in un brutto cunicolo, ma no, ci devo andare per forza. Mo fa, sono Fruttol. Tanto una notiziona, Wesker mi hanno regalato Re Fantazio e me lo sto giocando. Anche Pierluigi è passato dalla parte del Fantazio. Ah, il suo potere era la sfiga. Pierluigi, facci sapere poi cosa ne pensi.
Ah, il tuo superpotere divino è la sfiga. E devi ancora vedere mo che giochiamo a Monster Hunter, Francesco. Vedrai tutto il tuo loot che verrà droppato da me. Noi mo esce, ci organizziamo, ci mettiamo la live tra di noi eventualmente fissa una volta a settimana o durante il sì. pomeriggio pure per giocare. Facciamo le cacce, le grandi cacce, quelle grosse. Poi giustamente, se non erro, cross save e cross platform, c'è solo il cross platform per il play, non c'è il cross save. あれは校長が勝手に早速相談が届いてます脅迫されてる生徒がいる 2025 alcune cose che sarebbero ormai d'obbligo in alcuni titoli non vengono fatte perché lo scopriremo nelle prossime puntate. Tra l'altro fra pochi giorni è l'anniversario della morte di Toriyama. È passato un anno. うちの学校に被害者 È がいる passato un anno. Maestro, 私たちどうしたら abbiamo... Oggi ho visto la foto, stavo aggiustando un attimo delle cose e mi sono rivisto la foto. Sì. Fa strano. Il gioco onestamente mi piace molto. Un mio segno che non si... mi sono quello di scrivere il seguito. Mai Pierluigi, dire mai nella vita, per lui. Pierluigi, mai dire mai. Io non pensavo che Atlus mi tirava fuori un titolo come Re Fantazio, soprattutto quando l'hanno annunciato. L'hanno fatto e Atlus lo sappiamo, ce l'ha dimostrato con i 58.000 spin-off che fa. Ad Atlus piacciono i soldi. Atlus ha visto che Re Fantazio ha venduto tanto. Pierluigi, non dico a breve termine, ma un Fantazio 2 o qualcosa ancora così lo fanno. È una gallina dalle uova d'oro che ha depositato soltanto un uovo. Atlus non gli fa fare soltanto un uovo. No, ma penso che intendesse Rozzi che gli vorrebbe scrivere lui il seguito. Questo è il sogno che non si avvererà mai, il fatto di scrivere il Di scriverlo proprio tu. Pierluigi, adattiamo le cose e facciamo la trama per un altro gioco. Cioè, abbiamo Francesco che programma i giochi e poi non li dà agli amici, quindi qualcuno che sa programmare ce l'abbiamo. Maestro, ho comprato le illustrazioni di Dragon Quest. Non dico che non lo farà, dico solo che adorerei... Ah, ok, allora era come aveva capito Gianmarco, scusami. Per lui, scrivilo, lo facciamo fare a Francesco. Francesco ha già fatto 2 videogiochi, ha già fatto 2 applicazioni, 2 cose che non si trovano su internet purtroppo, quindi non sappiamo. Quindi tu ci metti la storia, Francesco ci mette la programmazione, troviamo un grafico, troviamo qualcuno ed è fatta. Poi Francesco si perde i giochi e le cose che produce e dice che non le trova, che hanno buttato giù siti, eccetera, eccetera. Va bene, vabbè, facciamo finta di niente e andiamo avanti. Ho scritto più articoli che programmato videogiochi. Francesco, non lo mettiamo in dubbio, anche perché tu ci hai detto che tu hai programmato 2 giochi. Gianmarco, quanti giochi hai programmato tu nella tua vita? 0. Io 0. Ragazzi, al di fuori di Francesco, qualcuno ha programmato dei videogiochi in chat? Ma così è. Chiedo. Quindi, Francesco, in questo momento, in questo gruppetto di amici che sono qui, tu sei il programmatore. Hai fatto 2 giochi, noi non li abbiamo fatti, quindi... Quindi una persona che può scrivere una buona storia ce l'abbiamo. Una persona che sa programmare i giochi ce l'abbiamo. Poi lasci che un farabutto, eccetera, eccetera. Questi sono dettagli che non servono durante la programmazione. Però lo possiamo fare. Facciamo il Fantazio 2 nostro. Avrei parecchie idee al riguardo, ti dico solo che sarebbe stile KOTOR 2 che adoro. Abbiamo parlato di KOTOR in live proprio un paio di giorni fa, quindi ne saremmo pienamente felici di sta cosa. Soprattutto se tornano a fare quel genere di giochi fatti in quel modo lì. Allora, a questo punto lei va chiamata solo di sera. Coraggio l'abbiamo fatto salire. A questo punto facciamo così: il negozio di Soffitair. Addirittura temerario deve essere per lui. Porca la miseria.
Non è che sono arrivate delle nuove armi? No, ok. Allora. Di là dobbiamo andare di sera, quindi dobbiamo comunque far passare un turno. Cioè, comunque, veramente con Francesco, come devo fare? Gli chiedo di fare una cosa di beneficenza e non la vuole fare. Gli dico come fare un gioco e non lo vuole fare. Gli dico come fare un accordo per portare una serie che tu mi chiedi e non lo vuole fare. Così perché io non trovo mai una cosa dove il dialogo sia Francesco, vuoi fare questa cosa? Sì, amico, facciamola. Cosa fatta? Risolto. Non riesco a trovare proprio l'appiglio in nessun modo, non lo so. Allora, più che altro ci conviene fare... Ci conviene fare questo, freccette e biliardo. Ogni tanto mi guardo la scena madre di KOTOR 2. Per me Star Wars al suo massimo, poca azione e quasi tutto dialogo. Io lo dissi pure l'altra sera, una volta che ho giocato a KOTOR 2, l'ho fatto, finito e mai più toccato, né visto video, né fatte altre cose perché quell'esperienza mi resterà per sempre. Non la voglio modificare in nessun modo. Mi era venuto ad un certo momento di rifarlo sul cellulare, però no. Che vorrà dire che io inizierò a camminare per strada facendo la cosa che più ho amato fare. Io finisco sotto una macchina. Ok, la cosa che ci ha spiegato prima. Allora, chi vogliamo far salire per il rango con la staffetta? Ryuji livello 2 e già l'abbiamo fatto prima. Morgana, Anno o Yusuke. Iniziamo ad avvicinare Morgana per il recupero SP visto che ci curo. Come fa adesso un gatto a giocare con delle freccette in un locale pubblico? Allora. Ok, dobbiamo giocare al 301. Allora, adesso iniziano i problemi. Allora, RT per lanciare. Dobbiamo portare tutto a zero. Allora, io uso la mia solita tecnica. Questo genere di giochi Yakuza insegna. Allora, all'inizio si sbaglierà perché si deve prendere un attimino la mano. Ok. Quindi, momento ragazzi super applicato. Ok, va bene. Ok. Si sblocca il ricordo. You were defined at least you could hear. You were broken, you were whole, you were blended at the last you saw. Più o meno sì, sì, confermo. Ok, gatto, come fai a giocare tu adesso? Cioè c'è un gatto che sta giocando con le freccette, ma in questo... Nessuno se ne rende conto di sta cosa? No, va bene. Va bene. Allora. Potremmo chiudere il round stesso adesso. Allora. Dovremmo fare un bull da 50 e 2 da 12 quelli pieni. Allora. E il bull è fatto. Single 12, quindi basta che lo buttiamo semplicemente qui dentro. Ok, ci manca solo questo qua. Basta, vado a letto che domani si sveglia presto. Va bene Francesco, buonanotte. Va bene Francesco, buonanotte a lei. Buonanotte, Grazie per bene. averci scelto anche stasera.
Per Buonanotte. celebrare che mancano 3 giorni. Vabbè, Che cosa è successo? Che cosa hai fatto, Francesco? Ah, era... no, che esce Monster Hunter. No, dico, per celebrare che mancano... Cioè, che cosa fa per celebrare? Va a dormire presto perché si celebra? Recupera le energie prima della caccia. Allora, noi abbiamo comunque recupero SP, quindi già nei fight doppietta? Va benissimo, ne aumentiamo 2 insieme, tanto di guadagnato. Allora, Face the Sword. Ricordatevi, se dovete rigiocare Kotor, usate i trucchi che ho invecchiato quando avevo in Fallout, Dio Cristo. Mamma mia. Buonanotte. Buonanotte, signor Francesco. Allora, fallo scendere un po'. Ok, c'è proprio il segnale. Vai, Cabbio. Switch. A staffetta, vai a staffetta. Se te lo faccio scendere sotto i 150 e la CPU per caso decide di fare 3 centri, è finita. Non va bene questa cosa. Allora, vedi se ce lo fai scendere un pochino. Cazzo. Porca boia. Se lo facevo io prima, noi avevamo perso a sto punto. È un casino. No, allora, quanto manca? Dammi il checkout. 69. Un bull da 50 e un 19. Allora facciamo il bull da 50 e un 19. Ok, fatto. Opla. Ok. Abbiamo sbloccato livello medio e che comunque ci siamo allenati. E abbiamo anche lui che recupera gli SP, che male non è. Mo saranno 1, saranno 2, saranno 3. Basta che si recupera. Basta che si recuperano SP in persona. Aumento della perizia a livello 3, siamo diventati bravi. Ok, se si fanno delle particolari combinazioni ti dà altri punti in più, quindi si può velocizzare. Punti amici con tutti. Ricchi premi e cotillions. Belli. Allora. A questo punto noi, a parte che c'è il covo dei ladri aggiornati, ma noi dovevamo trovare qui una persona e ci avevano anche detto loro che forse volevano che passavamo qui. È vero. Incarichi speciali. Ci sono dei luoghi della realtà che possono favorire la tua riabilitazione. Tu dovrai dimostrarci il valore di questi luoghi di persona, in persona. Selezioneremo svariati luoghi che sospettiamo possono essere cruciali per la tua riabilitazione. Tu dovrai riconoscere di che posto si tratta e scortarci il loco. Volete uscire da qui? Va bene. Vabbè. Carta conosciuta questa. Va diciamo. bene. Incarichi speciali non saranno disponibili per sempre, te lo spiegherò con facilità. Hai fino alla fine dell'anno per completarli. Altri 6 mesi. Quindi noi, questi qua dovranno avere un attimo la massima priorità. E devi continuare comunque a fare li cazzi tua.
Ora puoi scortare le gemelle nelle varie strutture che stuzzicano il loro interesse. Quando vorrà proporti delle escursioni troverai il duo ad attendere Vincent davanti alla stanza di velluto. Per condurle in questi luoghi dovrai dare un'occhiata alle varie strutture sparse per la città. Durante le escursioni con le gemelle il tempo passerà. Sono pronto. Sì, a questo punto facciamo già questo e via. Un luogo di tendenza che si dica offra cibo capace di farti sentire come nello spazio. Pare che il cibo abbia dimensioni che rivaleggiano con l'universo e assomiglia a una navicella. Se questi piatti esemplificano l'ignoto e la vastità dello spazio, stimoleranno senz'altro il cuore. Questa descrizione ti fa venire in mente qualche luogo? Allora, se sai dove, accompagnaci immediatamente lì. Il Big Bang Burger, perché è tutto a tema spaziale. Giocate a Tears of Metal. Va bene, Francesco. Va bene, È Francesco. tornato. Dormi col culo scoperto. Buonanotte. Buonanotte. Allora, facciamo la challenge. Voi che siete entità sovrannaturali, me la dai vincente 10-1 la scenetta che gli arriva il super mega paninone di 5 piani e loro 2 secondi e lo faranno Come te sparire? l'ha mandato su Instagram. Ma non so perché tra parentesi è stealth, cos'è? Va bene, grazie mille Grazie, Francesco. Francesco. Un consiglio che daremo a tutte le persone della nostra vita da qui alla nostra morte: quando andate in aeroporto portatevi una penna. Sempre. Portatevi sempre una Portate penna di... penna. Ferisce più la penna che la spada? Secondo me se in quel momento in aeroporto entrava qualcuno e mi faceva un attentato, mi avrebbe fatto Una spada, meno male effettivamente. con la spada. La penna... Ok. Sarà un gioco da ragazzi. Va benissimo. Sono già pieno. Hai dato 3 morsi, hai dato. Che ti senti già pieno? Sente pause. Mastica! Mastica! Allora, sai che c'è? È successa una volta una cosa. Era presente il dottor Mercury. Sempre. Eravamo in questa paninoteca che avevamo trovato in un luogo di villeggiatura. C'aveva sto panino, c'erano 28 tipi di carne diversi dentro. Cazzo di coso così grosso. Il dottor Mercury seduto di fronte a me, io mi sono fatto portare il panino, mi sono messo là con calma, con tranquillità, eccetera, eccetera. Non è rimasto un cazzo di niente nel piatto. Bravo. Mai vista tanta carne diversa in un unico panino, c'era di tutto là dentro. Ecco, così stavo io alla fine, identico. Quindi il bonus adesso qual è con voi? Perché a questo punto voi siete comunque un social link, qualcosa ci dovete dare. Ecco. No, non dire vicino a ste due siete due bucciose e non vi Però possiamo dare c'è niente. un'astronave. Però sono andate bene pure loro, ok. Questo è un attimo che fanno loro persona qui lo possono fare. Quindi Infatti queste mi sa che andranno battute in una challenge estrema. sì. E sono due. Sì, e sono due. Vabbè, però Vabbè, ragazzi. una piccola action. Ma puoi girare con lo sfollagente per strada? Lascia stare, lascia No, stare. vabbè, io chiedo. Lascia stare, lascia stare. Ma fammi chiedere. Lasciale fare. Ma ho paura. おそらく宇宙生物の卵か何かでしょう。 Guardi, eh. 何？そうなのか？確かに味は悪くない。 Vede un punticino extra. というか結局正体は何なんだ？私は食べてしまったぞ。
Caroline. Sembra un po' napoletano. Caroline. Va bene. Allora, dici che ti è piaciuto il giocattolo, punto. Non prenderla troppo sul... Personale. Se- Ma Grazie dai, mille. Grazie mille. Apprezziamo. Complimenti. Grazie mille. Beh, multi-target, fuoco e ghiaccio. Grazie. Ragazzi, dite dove volete andare e andiamo. Poi comunque con la mappa della zona all'ingresso è di fronte, quindi accompagnaci all'ingresso. Siamo un attimo la strada. Ok, ci ha dato 2 carte. Ok, va bene, il primo incarico speciale l'abbiamo fatto. Quindi non è propriamente comunque un social link, però... Quindi dobbiamo comunque... Io un errore l'ho fatto perché potevo dire... Aspetta un momento, andavo a cercare quello che ci serviva e poi saremmo andati dei memento. Quindi mo si perderebbe solo una giornata in più, però abbiamo potenziato 2 baton passo. E mica male. Ne cosa più. Allora, vediamo pure con l'orario come siamo. Ok, un altro po' riusciamo a fare tranquillamente. そうだ Allora, domani c'è la gita alla stazione televisiva. Ok. じゃあ君 Ok, dovrebbe durare poco come cutscene. Allora, in quale ambiti il totalitarismo si spinge oltre l'autoritarismo? Controllare l'opinione pubblica. これだ正解すごいな Lui giustamente fa questa tipologia di discorso per qualcosa che verrà poi spiegato più avanti. E noi intanto continuiamo a prendere punti. Sale pure questo? Non ancora. Ok. なのね Allora, c'è una cutscene. 校長生徒のこと探ってるらしいね。気になることでもあるのかな。鴨志田先生のことじゃない。鈴井さん絡みのあの話。校長もセクハラのこと知ってたのに放置してたんだって。きっともみ消すつもりなんだよ。バレー部とかに口止めしてるって聞いたし。最悪。それで新島先輩を使ってるんだ。そうそう、生徒会長もグルだって噂。いい子ちゃんの顔してひどくない？新島先輩も知ってた。どういうことですか、校長。勝手にあんな掲示を。私の計らいだよ広く情報を募れば調査がはかどるだろうと思ってね。それで例の件につながる話はあったかね。はあ、何かあればこちらからお伝えします。 Ok. 囚人学園内に犯罪組織に脅されている生徒がいるようなんです。掲示を見た生徒から相談があり、対策をお願いできませんか？何かの間違いでは。我が校の生徒に限ってそんな怪盗騒ぎで生徒が混乱してるとか困るんだよ、こんな時期に。 Preside sta iniziando ad avere il cagotto per i ladri fantasma, giustamente. どうしてもと言うなら君が解決してくれ。はあ、論点が変わってませんか？例の件の調査もありますし。そうだ、ちょうどよかったじゃないか。やはり私の狙いが功を奏した。犯罪集団つながりだよ。その犯罪組織とやらの話を追えば怪盗の手がかりも得られるに違いない。そんな無茶苦茶な。仮にだよ、仮に本当だとしてだ。
Quindi tu preside stai dicendo, tu ragazzina delle scuole superiori, それは vai ad incontrare un attimo la esatto. criminalità super organizzata di Tokyo Esatto. e vai a vedere se questa vai a cosa è fare vera. porte- Poi torna qui e riferisci. Tutto. Certo, certo. Vai così, vai tranquilla che avrai le risposte, eh. Vai proprio super tranquillo. Questo mi sa che è la Poisson. Eh sì, Ah, c'è ombrellone tanto. allora. Anche perché penso che riusciamo a fare giusto un po' perché parte la cutscene grossa che dura più di un'ora e Facciamo un mezza. salvataggio di sicurezza. Che Se casomai parte dovesse. cutscene, quittiamo. Allora, così almeno riusciamo a fare tutto il fattibile. Anche perché noi... Domani. Ok, No, quindi già facciamo- c'è la visita qua le attività che di non oggi. dovrebbe durare tantissimo. Ok, che ce l'aveva detto pure prima. Allora, vediamo nella giornata di oggi cosa possiamo fare. C'è Takemi che può salire. Maruki ancora no. Allora, io direi prima di tutto in biblioteca. Mi scusi, è arrivato il libro, leggi più facilmente? Niente. Niente. No, Questo bravo. libro, niente, niente. Al limite vado poi a vedere come si prende. Mi sembra che ci sia un indizio da qualche parte parlando con qualcuno. Solamente la prima run che si fa di persona si parla davvero con tutti e si gira ovunque. La seconda si va un attimo a rivedere perché sennò noi gireremo per 80 giorni, tutti i giorni a fare sempre davvero il controllo approfondito della mappa. Ci metteremo 400 ore. Allora, che cosa conviene fare oggi? A parte che noi qua comunque non abbiamo esplorato tutta la zona perché c'è dell'altro. Allora, qui ci sei tu. Quindi potremmo mandare avanti anche Kazumi volendo. Negozio di dolci. Ok, allora dei regali. Aspetta, per pura curiosità, fammi... No. Allora, io vengo in Persona 5X in questo negozio una volta ogni 2 settimane perché c'ha uno degli oggetti che ti fa aumentare di più i social link. Ok. Però te ne vende solo uno o due, poi devi aspettare. Ok. Quindi ogni 2 settimane minimo Vai a con fare il questo tuo qua. check, Sì, sì. sì, sì. Allora, il tempio qui si poteva sbloccare. Meditare al tempo aumenterà i tuoi SP massimi, ma farà passare il tempo. Più mediti, migliori saranno i benefici. Controlla i tuoi piani e sfrutta a dovere il tempio. Tempo. Facciamo il tempione con un po' di tempo. Attempato. へえおいおーい Morga, stiamo riflettendo un attimo, per piacere. Avrò chiuso la finestra della mia stanza? Mi faccio ancora a distrarre da pensieri vani. Quindi dobbiamo tornare a meditare. Però abbiamo preso più 3 SP massimi. E questi certo non li buttiamo. Allora, a questo punto, sera, dobbiamo ritornare qui e vedere di trovare quella persona. Sì. Giustamente i ragazzi dicono: ehi, visto che stiamo aumentando il target e andiamo in uno studio televisivo, vediamo di trovare qualche farabutto e cerchiamo un attimino di trovare il prossimo incarico. Allora, noi ritorniamo qui. Harmon Alley a raccogliere info sul vecchio. Harmon Alley adesso sarà uno dei vicoletti qui. Allora, vediamo un po'. Quel vecchio non è ancora arrivato, ok. Ok, abbiamo trovato
il primo punto. Quindi c'è qualcuno che durante le serie a Tokyo passa di bar in bar, si ciuccia i drink degli altri, fa sì. casino e se ne va. Un Ok, mendone. vabbè. Ha un nome? Ok, abbiamo un nome. Ottimo così. Ok, quindi se noi andiamo a vedere le richieste, li abbiamo trovati tutti e tre. Quindi questi qua li possiamo anche andare a fare, così la prossima volta ce ne andiamo comunque direttamente nei memento e farmiamo anche un pochino di punti esperienza, visto che comunque poi ci sarà il nuovo palazzo. Allora è stato aggiunto un nuovo tipo di tessera trasformazione. Vabbè, ciao bimbo, tacci tua bimbo. Eh. Bambino, io con affetto e con tanta passione, io ti do un dolce cazzotto in testa tipo nonno di Rufy. Perché tu mi devi delle risposte, bimbo. Tu sei il personaggio più importante di tutti. Chi cazzarola sei? Soprattutto, sei amico del Nunzio? Soprattutto, sì. Tu lo conosci, Nunzio? Per capire. Questa è una di quelle cose che in live non vi potrò dare risposte. Io cerco di darvi tutte le risposte possibili, ma lui non ci sono risposte, ragazzi. Poi se sono uscite tramite libri, tramite qualcosa di secondario, non lo so neanche io, però penso che una cosa del genere in un gioco me la devi dire. No, vabbè, me la svisceri con... Vabbè, tanto poi... Perché poi arriveremo in un punto dove lui dirà una frase che non avrà risposta in questo gioco e voi direte che cosa significa questa cosa che tu hai appena detto, che è stata tradotta ed è stata tradotta correttamente. Perché dici questa cosa tu? Non puoi dire questa cosa. Non puoi. È uno mandato da un tale No, Pierluigi, non è stato mandato da nessuno. No, Pierluigi, allora, io non ho mai capito se effettivamente tu hai capito di quale frase io parlo. Io è una cosa che non sono mai andato ad informarmi privatamente e sono rimasto semplicemente così non faccio spoiler. Però è una risposta che se è un collegamento ai giochi vecchi di Persona non mi sono mai andato ad informarmi, perché io voglio che in Persona 5 e in Persona 6 riappare lui deve riapparire e mi dice: mi ha mandato Tizio, mi ha mandato Caio, mi ha mandato Sempronio, sono il Nunzio, sono tornato, ti risfido e poi ribecchi le botte, io devo sapere tu chi sei. Nome, cognome, divinità locale e carta d'identità. Punto. Altre cose non servono. Ok, allora io non lo saprò molto presto, perché io fortunatamente ad oggi sono riuscito a non spoilerarmi mai la trama completa dei primi due Persona. Ho visto qualcosina per qualche video quando mi sono studiato la storia dei vari titoli eccetera eccetera, ma mai fatta completamente. Vabbè, il tempo che esce un remake. No, ma i remake di quelli li fa. Mo tocca al 4. Il 5 già è stato fatto. Lo Z. Mancano 1 e 2. E il 6. Siamo là. Che ci vuole a fare? Pure se me lo svecchi solo un pochettino, non c'è bisogno che mi fai un reload proprio, che sarebbe forse anche un po' difficile. No, diciamo il messaggio che è proprio arrivato oggi è che proprio lo stesso trattamento di reload applicato a Persona 4, sì. No, al Gianmarco, 4 sì. Io dico l'1 e il 2. No, e là devi difficile. Completamente rifare un pochettino tutto. Se me li svecchi un pochettino, però, noi ce li giochiamo con piacere. Basta giusto qualche piccola leggerezza. Un po' di Esatto. life. Guarda Atlus, ti diamo pure il consiglio. Allora ti dico io cosa farei. Atlus, se tu mi fai, ma nel giro non di un anno, giro di 5 anni, vai, la faccio larga. Se mi fai prima le remastered dei primi due Persona ottimizzati solo a livello di gameplay, quindi tu prendi la ROM, la metti, te la apri un attimino, aggiusti quelle cose che servono,
la metti sugli store moderni e me lo vendi, io me lo compro con tanto piacere. Poi se dopo anni mi fai un remake completo come hai fatto con Persona 3 Reload di Persona 1, gioco che io ti ho appena comprato, io mi compro pure quello. Sì, certo, è un lavoro ovviamente che richiederà un bel po' di tempo e che devi rifare il gioco da capo. Non ci abbiamo fretta. Però non di fretta, Non non ci è abbiamo vero. fretta. Però fate uscire Persona 6 nel mentre. Atlus, noi ti vogliamo dare i nostri soldi, ci offri qualcosa di bello e che possa piacere a noi, prenditi anni per Ultima farlo. Fantasio. Noi ci permettiamo di dire così perché sono certo che a questa proposta chiunque giochi ai titoli della serie Persona dirà sì, certamente. Dacci qualcos'altro, dai. È uscito Persona 3 Reload, non l'abbiamo comprato perché c'era il Game Pass. Grande game. Potenzio. È uscito, comprato. È uscita la remaster su PC di Persona 4 Gold, compra. È uscita sulla Play, comprata pure lì sopra. Atlus, i soldi te li sto dando, però ti posso ricomprare 20 volte lo stesso gioco o lo stesso spin-off. Atlus, non tirare troppo la corda, per l'amor di Dio, Atlus. Tra l'altro non so se hai visto, è uscito Balatro sul Game Pass. È uscito Balatro sul Game Pass. Chiunque abbia il Game Pass in questo momento scaricate Balatro. Fatevi del bene. Io non lo sto aprendo da un po' e ogni vabbè, tanto sì. non l'ho mai voluto prendere sul telefono, perché se lo prendo sul telefono è finita. Alla fine di tuo fratello, non si è staccato più. Ok, allora ci lasciamo qui per stasera. Vai. Che se avviamo qui passa automaticamente a domani e parte la cutscene lunga. Quindi inizio della prossima live di Persona facciamo partire social link della maid. Ci facciamo il blocco di trama principale di storia, dove vi conviene tenere un pochino più di attenzione perché potrebbe esserci qualcosa di importante. Si va nei memento e si mena tutti con la staffetta potenziata. A posto. Quindi al momento noi salviamo qui. Io ne approfitto che vado a finire anche di mangiare il paninozzo che ha preso prima mio fratello. Vi do la buonanotte a tutti quelli che sono rimasti finora. Bravo Pierluigi, bravo Pierluigi. Giocate Balatro, vi divertite, fate gioco d'azzardo sicuro senza spendere soldi reali. Vi passate una bella mezz'oretta, un'ora che poi diventano 6 e vi divertite. Ragazzi, buonanotte a tutti. Aspetta, devo dire una Che cosa state Ho un dicendo? piccolo problema mio psicologico. Ok, no, stanno di via al tavolo, tutto a posto. Ah, ok, Devo se vedere, c'era cioè, il cruciverso. Stavo Vabbè. avendo un ictus, quindi ho preferito vedere. Il mio cruccio mentale che adesso devo risalvare, non c'è problema, non c'è problema. Allora ragazzi, buonanotte a tutti, a domani. Buonanotte. Andrea non so se c'è ancora, lui va, viene, esce, fa tutto cose. Suca. Francesco Suca, buonanotte a quello, buonanotte a Gabri, ragazzi, buonanotte a tutti. Buonanotte. A domani.